cominciamo a cagliare. Ora, veramente. Ora, senti che fai ora? Te ne vai da Inter e ti fa preparare la borsa. Sì, capisci? Ci metti, che sa giù, qualche completino di chi sei intime, va? Intimi? Come roba intima? Non capisci niente, intimo. Capisci bene? Intimo. Sì, ma capivo. Capisci? Capivo, mamma. Lo capivo. Comprato da questa finestra, ancora che non bene l'opera, capito? Oh, ma che situazione, che situazione! Ma te faccio vedere, e già lì già, lì! Ma te ne sta male, ma faccio vedere. La vita ce l'avevo fatta tua terra, sì, forse è meglio. Sicuramente, perfetto. Lavi! Mamma! Tala! Mettici le tue tovagliette per non vedere, capisci? Va bene, va bene. Lavi! Che mamma? Ma che parlo di mutandine, tu e di queste seste, capisci? Sì. E lavi! Ma lo telefonino, mi raccomando! Un telefonino è importante. Mamma! Sì! Che dici? Rubare le scarpe di notte roselle, mu porto? Sì, la madre, mentre ci vedevano un cupolone! Ma che vuoi dire? Sì, la borsa, buono che ci sta la macchina dentro. E la bocca. Sì. La vita, tu vedete gradite però. Sì, adesso mi appoggia che sa credere. Oh, non ti preoccupare. Io ci dico che ti faccio fare una bella visita di questa gineologica, capisci? Vuol dire che mi porti da Ginecologico, sì, non capisci quello? Sì, che signore. E la vita, partite, mi raccomando la mangia, non ci stai troppo vicino, capisci? Va bene, mamma, va bene. Martina, adesso me la fai vedere la mangia. Lavi, vicino a Santa stai. No, ci stai, io devo scattare. Me ne vai io. Lavi! Che stanno facendo? Lavi! Mi raccomando, vicino no! Oh, madre! E sta giù disgraziato come con me! Di solito, alle quante stai? Oggi no! Se per ritardo, io piglio la legge e ci caccio l'orario! Sì! Ma mio marito può essere sicuro, perché di nuovo la chiave è grande! Chi è? Io sono Maricchia! Signora Maricchia, non posso gravare in questo minuto. Perché sogno nuda. Sì, sogno nuda. Mi stai facendo la doccia e hai la tua cavola aperta. La tua cavola aperta? Sì. Stai attento con la tua cavola! Che la prima mattina ci dice che scatto, fa bruciarci per questa operazione, non sapevamo che venisci! Va bene. Oh, la prossima volta te la faccio con l'acqua fritta. Stai attento! Sì. E allora arrivederci. Ogni storia ci vuole. Che se ne sta parlando una volta. Ma va, ti ma la signora ci disse ti agrada. Dico io, una cosa. Stasera la rosa Kumara, ma chi è tutta sta chiamata? Ma siete sempre ancora normali? Ma siamo, sono sicura. Sicurissima, non vado a preoccupare, tutto a posto. Ma io sono scantata molto, sono scantata. Aspettate che faccio cavalla mandate. Ma se tu vedi che mi stancavo, Benedetta. Pensi papà, no bravo. Aspettate che non ti vanno, no. Io sono scantata molto la compare, speriamo questa festa non porto, va? Cara compare, non ti preoccupare. Non mi è preoccupata la compare, c'è pure che la vedete, vi sta bene con qualche marca lampone, lo va? Tu ne metti le mani io, funziona sempre tutto. Ma io capisco una cosa, Kumara. Non capisco, questa cosa non la capisco vero, ma che ci vedono compare del strano? Spieghiamo chiaro, che mi si vita, che non mi dai, Ma che ci viene, che siamo con il mio di mio marito? La compare, ce lo toccano tutti, no, ce lo vediamo, ma che macchine del bagno che lo toccano, andiamo tutti per il Ma avete ragione. Mio marito ci vede. E sto cercando, chi ci viene, sto cercando,
non vedrà più niente. Ma comunque la compare, la Samuele che hanno modo di un altro sto fidanzamento, Sì, Stava a fare. va a fare. ci da preparare la villa di la ricetta la Ma gela. io alla linea ci disse un poco di così che se la preparava la crema, sì. Ce ne destra. Stanno parlando un termo là. Sì, ma... Cinese, 14 pala di modalità, 14. 14 pala di cadenze, 14 carabinieri, 5 picciani, 3 pala di scarpe di notte e... Dopo un Ma come? Ma li vanno a fare vere, poi magari a parte... ma non sapete che siccome le pocciotto sono vicine, dico, ma così stai a capitare. Ma per andare in noi raccomandiamo di non cadere nella tentazione, io me ce la ricordavo. E poi la compare, la gente non lo sa. Non ce l'ha fatto mai. Ma mia figlia manco l'ha fatto, che volete dire? E voi capisci queste cose, Chiddo. Bello me la va. Grazie, me ne cava. Ne cambia se Non me lo sente come? Stai là la mattina, stai là, Perché un momento viene mio marito, perché va a Ciao, le mangia. lo giuro. ma la mattina Era te, sto mangiando il canicca, vedi? Ma niente, ce lo mangia per Susi, grazie me la va. Oddio! No, ma mi la pagate così, no, Non si può trovare con male. Capire una cosa, la sua vista sta più molto io, un secondo Ha male. ragione, avete non proviamo a dire, non proviamo. Ha ragione, avete con male, ha ragione. Proviamo sempre a dire un attimo, proviamo. Non trovate. Agli Stefano, caro Roggio pure, mio marito Aspetta la prima volta la moglie, dai. Aspetta la prima volta, mi non capo camminare, dai. Oh, ci sta tardando tutto questo tempo, ci sta tardando. Oh, no, mia mamma quiere finire mi sta penna, mi c'è un momento a cacciare ora. Ste cose non la vedo a fare! La vita non la devo fare queste cose! La devo fare! Senti, siamo ancora in tempo, mancano 10 minuti, mancano. Che faccio, chiamiamo? Non mi interessa! Non mi interessa! Oh, ma che buona la teva, che pane la teva! Oddio! Sì. A Camora saranno mesi vicino, sicuramente. Andiamo, non mi interessa! Oh, mangio. Sì. Io già me lo mangio. Si la sta mangiando con l'occhio la teva. La fino alle lacrime ci affacciato. Le lacrime. E pensa, papà, perché non mi telefoni? Ehi, tu ce la carezza per te. Non ti preoccupare. Sì, ci dice. Oh, ma tu non ti puzza. Oddio, non la vedo a fare. Oh, madre, la sta carezzando. Sì, la carezza. E ci sta levando la giacca. Lo cinturino si sta levando. Ma che sto capo la maglia! Lo cinturino! La linea non esiste! Metti sotto la camicetta! Faccia mettere il cinturino del pantalone e faccia stare un peggiore! Immediatamente me la spazio! Pronto? La linea! La maglietta! Il cinturino! Sì. Tante notti. Si la messa la maglietta, tante notti. Non porta un civicio da qui! No, sono tante notti. Ti sono vicino, mi sta sentendo. Che la vedi? Ah, a dire a
sentiste? No, non ti senti. No, ma ti aspetta, fermati, corro, non dice forte. Dai! Consento! Alessate! Pensa dalla maglietta! Ma ci metto un pantalone un minuto! Io ho detto io faccio il sale! Lavinia, vai tutto a posto, pigliate i bagagli e perdete tutto. Oh! Meno male! Meno male! Senti qua, pensi che ora viene come venuto figlio, ti metto un su allegria! La prima cosa che faccio per bene la cosa, tu te la porti da lì. Sì? Parlo e guida, io parlo e guida. Va bene, sì! Perché sono un compagliano. Io lo porto bene, non c'è capisci? Va bene, ce l'ho vicino! Sì! E se cosa vuoi, lo porto nel miglior veterinario del paese che c'è. Oh, casa ma sto prima! C'è bisogno per seguire subito lo giro oncologico! No, ci metto no! Ci metto io! Va bene, tu non ti preoccupare! Ah! Io al tempo non so perché ti sto tenere! Così! Oh, ma che sogno contente! Che sogno contente! Sì! Ah! No, la vedo per bene la ficia! La facciamo peggio! La via! La voce del cazzo! A posto! Ma che fa la manetta, Luigi? Ma dove? Cosa? Mamma mia, senti sa, Sì! Sì, la voce! La gente deve venire come No, aspetta, basta. Faccio fare ora, via qui. Come vuole sono avanzato? La fate calma. Allora. Sta lì. Aspetta, ci sta lì. Papà! Se vuoi vedete? Io ho buono sono! Sente calmo. È una cosa. Nell'ultimo ovvero un mese vicini. Può dire vicini. Papà! Non lo so perché non diciamo fuori. Basta che la testa che ho capito. Devo verità che ne penso quando fate di me. Raccomando. Senta la cosa. Tutto cazzo. Sì, papà. Sì, ma chi non c'hai? Ma già stiamo. E all'ultimo, come eravamo misi, proprio sitte vicini, l'ultimo vicini, cioè vicine, come eravamo misi, vicine, papà, vicini, sì, per quanto sarà mangiato solo con l'occhio. Mi sto facendo una cosa mia.
davanti da me. Come la vuoi sta così? Ah, così. Cile. Dove la mise vicine? Fatelo vedere. Basta! Aspetta, ma non Santino! appena in tempo! Andiamo a telefonare appena in tempo! Sì. E chi fa questa banana a mano? è lì nel corpo del reato, lei. Sì, c'è poco. Ah, bambino, che sono felice! Ah, sì? Soprattutto perché hai capito che quando uno riflette, capisce proprio di più. Hai ragione. E lo sai che siamo tutti pieni di riflessi. L'abbiamo saputo io. Hai ragione. Hai ragione. Sei giornalista! Sei giornalista! Ma io non ci sto fatto mai. Sto imparando mai! E di casa qua. O casa quando vuole, che aveva problemi. Una banana. Una banana. Visto, vai, vai. Una banana. Buona banana mia. Devo andare a vedere una banana. E quando c'è una banana con mio marito? Ma mamma, ma che tu chiudi a vedere la piccola? Santino. Assunta. Sì! Guarda, mi siamo un po' che fare. Assunta. Sì! Ma no, ma mi sa che io! Aspettaste? Vi voglio dire una cosa. Quando avessimo intenzione di fare una tomba, Ma così, come così? non mi fanno manco finire di parlare. Io in pure ne inutile a Butaro. No, come? Chissà come si chiama. Così ci dicevo. E mi disse che mi fece uno sconto. Ci fece il 2000 lire. E se ci porto altri clienti, me ne fai assai. Quindi pensavo, se ci chiamo tutti in secola, lo sconto sarà che assai. E poi un'altra cosa, io non so che significa. Mi ha detto, signora, userò tutto di prima. No, Significa. ma su, può fare, c'è un sconto, Si trova a casare dalla vacanza, io non ho bisogno di Come non ho bisogno? Stiamo parlando di Siamo a pensare per la casa eterna. Così, quindi signor, non ci potevo pensare, stessamente. Ne voglio mettere per questa parola. E io mi assetto allora. Quando ce ne sentite me lo decite. Buongiorno, accomodatevi! Accomodatevi, buongiorno, buongiorno! Buongiorno, compare, buongiorno. Hai ricordato, mamma? Sì, tutto a posto! Tutto a posto! Signor Santino, quando c'è che bello, finalmente siamo tutti Perfetto, siamo contenti. Caro compare, io sono il mugnogno mondo. Non abbiamo conosciuto la voi siete tutti molto mia, però, Avete ragione. compare! Io sono sciaccata! Ma voi siete più sciaccato di mia, siete! Cara figlio, le madri quando le scegli fanno bisogno. no, caro compare. Per una madre un figlio fa vivere tutte le bellezze del mondo. Ma è finita tutto più perfetto che c'è. Allora, Hai ragione. Ha ragione, marito, vero così? Avete proprio ragione, compare! Figlio, un pezzo di cuore si dice. Compare, certo, è facile!
criticare, giudicare, ridere anche sulle disgrazie della gente. Perché certamente pensavo che non andava a succedere mai niente. E tutte le cose che potevano succedere alle altre famiglie, mai a città nostra. Ma caro compare, non è così. Non è così, perché agli occhi di Dio siamo tutti uguali. Tutti uguali. Avete ragione, Lottimano. Era un dire dei difetti e dei naturali. Assurdo. Era un dire dei difetti e dei naturali. Tu ti naturale, io sì. Oppa! Deve essere messa a una bocciata! E va a dire, lo capisci che avete ragione, tante volte uno e tante cose non le capisce, le fa così per inerzia e invece poi si andava alla chiesa, va prego, si confessa, esce fuori e non si accorge del danno che fa, non capendo, avete ragione che ci sono tanto difettosi, ma siamo tutti difettosi, se non ti diranno alla faccio, Sfortunatamente. ti diranno alla bucciura, ma tutti difettosi siamo. Che può fare? Lo sai che facessi io? Che sapere una bottiglia di spumante. Giusto! C'è stato un fidanzamento! Ma vero? Ma cosa vedete? Mentre che tu sai che io voglio comprare bottiglia, però gioia mia, basta. Basta, non è il caso che ti accavo forza del dopo! Prendava il telegiorno! A buona le venire! La piccola posta La sponda la dice, vero? No, ma non mi autonomia che sono delle bovine. No, ci non dà una, No, Mi vedo la forza! allora facciamo vivere ogni tanto la giunza. Signora Maricchia. Sì. Ma come facciamo a prendere? Guardate che cosa c'è fatta qui? Che cosa Ma c'è? come vuole cacce? Allora voglio fare un brindisi io. Aspetta, mi sa che grazie mille, papà, fa bravo! Basta, vediamo che andrà via. E allora, è finalmente finito sto tormento, andiamo a vivere alla famiglia Scassamento. e fra poco le zie che si mettono l'anello andiamo a vivere la famiglia con l'uccello. Che bella famiglia! Come io non volessi fare! Ma che manca siamo? Tutte sì? E pensavo lo fatto con un formaggio, quindi si faceva società! Che bella famiglia! Auguro a tutti. Santi, per completare la cosa, io volessi fare un'altra cosa. Che può fare? Per completare tutte cose, una bella ballata. Come può ballare? Come cos'è? Stefano, fammi su! La linea, ma mentre mantengo questa radio, forza! Forza! Non va! Signor, pronte siamo! Non ballare via. Veramente si balla? No, vedo mi essere no! bravo, papà. Non ti tocca! Forza, ciao. E allora, io a conclusione di questa serata voglio dire questo. Che tutti siamo difettosi. Ci sono difetti alla faccia e ci sono difetti alla boccione, ma tutti difettosi siamo. Anche a essere perfetti già è un difetto. E perciò noi vi salutiamo con tanto affetto. Che bella famiglia!
Giovanni Girgenti. Felice Andrea Di Raci. Maricchia Bettina Parisi. Rosa Antonella Di Salvo. Stefano Franco Zagarella. Massimo Enzo Barone. Lavinia Enza Mauceri. Assunta Giuseppina Di Graci. Santino Calogero Latino. Sempre voluto ringraziarvi per aver partecipato a questa seconda serata. Dall'atmosfera che abbiamo notato ho capito che è piaciuta, no? La Coluccello è piaciuta. Ringraziamo la regista Antonella che ha curato questa regia, l'opera e Calogero Morici che è un nostro compaesano, possiamo dire di Tirburgo, che è stato potuto essere presente perché si trova a Messina per ragioni di personale che non è potuto venire. Quindi ringraziamo i tecnici, l'immancabile e insostituibile Giovanni Provenzano, applauso! E poi tutti, le suggeриtrici, Mirella e tutti gli attori che hanno partecipato e per vedere Giovanni che è il rientri dell'ultimo momento. Domani sera la rivedremo per l'ultima volta.